Borgoricco. È stato indagato per traffico di sostanze illecite un ciclista veneziano che il 6 marzo aveva partecipato alla gara ciclistica su strada campionato d'inverno 2016. L'atleta, 41enne, tesserato con una squadra di Vigonza, è risultato positivo ai controlli antidoping. Avrebbe assunto la fentermina, sostanza che rientra nella categoria degli stimolanti. Qualche settimana dopo la magistratura ha dato l'ok alla perquisizione in casa e l'uomo, per nulla preoccupato dall'esito del suo test, aveva ancora una borsa con dentro 14 compresse di un farmaco che contiene la sostanza vietata. Il 41enne, che aveva vari precedenti specifici alle spalle, è stato denunciato e sono in corso approfondimenti per capire da chi abbia comprato le sostanze dopanti. Bassano. Si terranno tra 2 giorni gli interrogatori di garanzia dei 12 militari americani arrestati domenica per la maxi rissa avvenuta all'esterno della discoteca Liv di Bassano. I 13 rimessi in libertà subito dopo gli arresti verranno sentiti dal giudice che potrebbe modificare la misura di custodia. La rissa era scattata dopo le 3:30, quando all'interno della discoteca un militare americano è rimasto ferito in una lite con un africano. I compagni infuriati hanno atteso l'uscita dell'africano e dei suoi amici per dare vita a una feroce rissa, alimentata anche dall'alcol ingerito in nottata. Sul posto carabinieri e polizia della caserma Ederle, intanto i gestori del locale chiedono 150.000 euro di risarcimento. Borso, una bambina di 2 anni ha rischiato di morire a causa di un boccone. È stato provvidenziale l'intervento del padre, un medico, che ha fatto la manovra di disostruzione. La piccola era seduta a tavola a pranzo e è diventata cianotica perché le mancava il respiro. Mentre la mamma chiamava il 118, il papà della piccola è riuscito a farle sputare il boccone. La bambina è tornata subito a respirare, l'ambulanza del SUEM di Crespano è arrivata subito, ma fortunatamente non c'è stato bisogno di alcun ricovero. Marostica. Sono stabili le condizioni di salute della 58enne ricoverata in terapia intensiva al San Bassiano a causa delle numerose fratture provocate a seguito di una caduta in bici mentre affrontava un tornante in via Costalunga. L'incidente è avvenuto alle 15:40 di ieri, la donna stava affrontando la discesa ma le si sarebbero rotti i freni. Al tornante non ha potuto controllare la bicicletta ed è andata a sbattere contro il guardrail ed è volata giù. Fortunatamente un automobilista dietro ha assistito alla scena e ha immediatamente avvisato il 118. La donna è stata portata al San Bassiano, non è in pericolo di vita ma i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.